casa bianca che mai più io scorderò, mi è rimasta dentro il cuore come la mia gioventù. Era tanto tempo fa, ero bimbo di dolore, io piangevo e nel mio cuore non volevo stare là. Tutti i bimbi come me hanno qualche cosa che di terrore li fa tremare, ma non sanno che cos'è quella casa bianca che non vorrebbe lasciarli mai. Con la loro gioventù che mai più ritornerà, la gioventù mai più ritornerà. Questo momento iniziale, questo lungo applauso è il nostro piccolo pensiero, piccolo omaggio per una grandissima artista che pochi giorni fa ci ha lasciato improvvisamente. Marisa Sania è stata un personaggio molto particolare, che non è solo un personaggio della musica, non è solo una nostra amica di Sardegna che ha portato il nostro nome nel mondo, è una persona di rara sensibilità, un carattere, una persona che ha saputo fare le sue scelte, è una persona che penso rimarrà nei nostri ricordi. Io ringrazio moltissimo Soleandro per averle voluto dare questo sentimento in apertura. Leandro, che ovviamente è poeta sempre, quando canta, quando esprime, trascorreremo praticamente tutta la puntata insieme ed era da molto che questo ce l'avevamo ripromessi, non sei venuto da solo, anzi voglio salutare Andrea Cossu con un bell'applauso, perché con le sue mani dalla tastiera adesso alla chitarra, Leandro. Allora, se posso parlare con certo questo? Che puoi parlare. Allora, volevo dire due cose a proposito dei giovani. Lui ha solo 25 anni, per dirti, no? Vedi come passa stranamente da uno strumento che è la tastiera, il pianoforte, alla chitarra, perché adesso non è più come prima, i ragazzi sono veramente avanti e preparati. E io volevo ringraziare Andrea, che ho incontrato nel mio cammino artistico, Andrea Cossu, lui è di Uri, un paese in provincia di Sassari, e a lui si avvicina. Io credo che Sassari offre questa panorama di giovani, di una fucina di giovani. Io volevo rivolgermi a tutti coloro che fanno musica e che hanno pochi spazi. Io sono a disposizione per questi giovani, se posso dare nel mio piccolo una mano, e con Andrea sto iniziando a collaborare da qualche tempo, e poi c'è un altro ragazzo che collabora nella parte della registrazione, veramente anche lui un talento straordinario, sassarese, e lo volevo ringraziare perché questo pezzo che andremo a sentire, lui e questo ragazzo che vedete in sovraimpressione si chiama Giuliano Rassu, anche lui ha 25 anni. E lo incontreremo nel tuo percorso. Veramente lui ha suonato in questo pezzo che andremo adesso a sentire, a presentarti, perché siamo venuti a portarti una novità. E questa novità è molto bella perché parla un po' dei contrasti, ma sentite l'evoluzione, l'allegria, l'energia, questo passaggio. Dalla morte alla vita. Dalla morte alla vita. Mio nonno aveva 94 anni, un giorno me li sono avvicinato e no, io te ne penso a dessa morte. Contrario. Contrario. Cioè, per dirti che tipo era, sai che da voi che molto, però
il giorno che ne trovo uno di parola, vedi, la vita che prende il sopravvento sulla... Allora noi con questa canzone che si chiama Nutella e Gorgonzola, che è un progetto, assaggiatela, perché è la vita vista in agrodolce, questa confusione che c'è ora nel mondo, vista attraverso i nostri occhi, la visione di questa vita che comunque è meravigliosamente bella. Soleandro. Se fossi nato in Africa avrei avuto fame, invece giù in America avrei molto da fare. Se fossi di Baghdad come Saddam Hussein, magari a raccontarvelo io qui non ci sarei. Invece un sentimento paleolitico nel cuore, indovinate un po' di quale tradizione. Ho camminato a lungo sul sentiero equatoriale e come Ulisse ed il suo arco sono sardo, sai che onore. Sono specializzato in canzoni di Natale. Tu scendi dalle stelle, non l'ho scritta per errore. Potrei imitare Vasco, Ramazzotti e Lucio Dalla, ma non riesco a farlo con quel bimbo della stalla. Allora non sono presidente, non saprei nemmeno farlo, perché io amo Zorro e soprattutto il suo cavallo. Allora mi rivolgo specialmente a chi può farlo. Fate un po' di silenzio. Da qui comincia il ballo. Avrei potuto essere al posto di Fiorello, attore assai impegnato come Beppe, suo fratello. Se fossi un po' più bello avrei sposato la Barale, perché lei mi ricorda la Madonna universale. Ma non vi dico adesso cosa sto pensando, lo lascio a voi il diritto di trarvi un po' in inganno. Mi faccio un bel panino con Nutella e Gorgonzola, perché la vita è meravigliosamente... bella, murra bella. Ma questo sentimento un po' nuragico che ho dentro l'ho dimostrato sempre nel mio comportamento. Mi faccio un bel panino con Nutella e Gorgonzola, perché la vita è meravigliosamente bella. È veramente l'unico, il solo artista che noi abbiamo partorito come terra, che riesce sempre a trovare una ragione per sorprenderci. Soleandro. Questo che lui stellato faremo pure suento. Ogni tanto mi dorra s'ammento di a te e m'ammento de cambio contento corria tanto di figli due. So papà per orgoglio generoso so sueños, sa carrera de pedra so fu pazzo de nie. Momentos a festa deita, Salina e Sierra, tanto vivirci due. Babbo mio, questo mondo è in pericolo e già tanto che pisemo su. Babbo mio, sempre so si che desanima
è tornato sei in musica e come questo cresci tu devo solo a te. Che è passato il tempo piligano e suente e non mi chiede passate se aumento di a te. E m'ammento de canto contento corria, tanto viviti due, istinchita del fuoco, fozzichetta dell'aro, e su San Benese stue. Questo mondo è in pericolo e già tanto che vi siamo su. Sempre so si che desanima è tornato sei in musica, musica. So si che desanima è tornato sei in musica e come chi so cresci tu lo devo solo a te, a te. Paghe babbo mio. Allora, io sai cosa faccio? Ti faccio fare un applauso ancora più bello, perché l'ho detto in apertura che tu riesci sempre comunque a sorprenderci. Abbiamo ascoltato un brano molto particolare, vorrei che tu ci aiutassi a entrare anche dentro quello che hai voluto dire, dentro con questa dedica. Ma guarda, tutto è nato da che cosa? Poi tutti quanti abbiamo avuto un padre nella nostra vita ed è il sostegno. La mamma è importante, però il padre è questa figura, perlomeno per quanto mi riguarda, io ho dialogato poco con lui in tutta la mia vita. Adesso che sono arrivato alla soglia della mezza età, volevo riconquistare il rapporto con lui e posso farlo solo perché lui è molto introverso, molto timido. E quindi attraverso questa canzone ho cercato di parlargli. Leandro, non aggiungerei altro.